Erano diventati il terrore degli automobilisti stranieri in viaggio sull'autostrada A4, finti agenti di polizia che simulavano controlli ai documenti delle loro vittime per derubarle di contanti, orologi e delle chiavi dell'auto. Una banda di 6 persone, 5 uomini e una donna, tutte iraniane, è stata scoperta e sgominata dalla Polizia Stradale di Verona Sud su disposizione della Procura della Repubblica di Brescia. I predoni usavano auto simili a quelle delle forze dell'ordine, soprattutto Alfa Romeo. Ordinavano alle vittime di fermarsi in corsa oppure nelle aree di servizio. Mostravano falsi distintivi per qualificarsi come agenti. Durante il controllo si facevano consegnare documenti e denaro e con il pretesto di verificare l'autenticità delle banconote si allontanavano e fuggivano. A una coppia di bulgari hanno rubato così 10.000 franchi svizzeri. Generalmente la polizia lavora anche affiancata da personale in uniforme e quindi con autovetture di servizio in modo tale che la gente possa già capire chi è che sta operando o eventualmente utilizzando palette e tutte le modalità anche di sicurezza che permettano di fermare una macchina senza creare anche ulteriori problematiche. Le indagini sono scattate dopo le denunce di alcuni turisti stranieri derubati in autostrada. L'epilogo il 23 aprile, quando gli uomini della Polstrada di Vicenza hanno fermato 2 degli iraniani vicino al casello di Rovato, Brescia. I malviventi sono scappati colpendo con l'auto un agente a una gamba e dopo un inseguimento arrestati. Stavano preparandosi a rapinare 2 turisti svizzeri diretti ad Abano Terme. Gli iraniani avevano base nella zona del Garda, sponda bresciana, ma il domicilio a Castel Volturno nel Casertano. Possibile che facessero affari con la camorra? Questo lo potremmo dire in un secondo momento.